Il teatro invisibile di Max Deliso. Rubriche di cine e televisione. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Let it out, let it remember to let her into your heart. Then you can start to make it better, 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 better. Umani ascoltadores e ascoltadores di Radio Onde Furlane, Paoli Cantarut e Max Deliso, Mandi per una nuova puntata dal teatro invisibile di Laccafelin, di musiche, di cine, di televisione. E allora scominciamo dalle musiche, scominciamo di Kistock, che è il patrimonio mondiale dell'umanità. Dall'UNESCO. Dall'UNESCO. Hey Jude. Beh, innanzitutto è un talk importante perché fa parte di un film musicale che mi è piaciuto tantissimo, si chiama Across the Universe, è un film di una regista americana, si chiama Julie Taymor e è una regista importante perché ha fatto due film che insomma anche difficili, uno è Frida e uno è Titus, e tra l'altro è una grandissima, come che si può dire, regista dei film da opere di Shakespeare, infatti l'ultimo suo film La Tempesta di William Shakespeare. E però ha fatto questo film veramente bello, si chiama Across the Universe, un film musicale che però ha tentato in qualche modo un riarrangiamento della musica dei Beatles, vi daremo anche dopo. Però si conta una storia d'amore. Sì, è una storia d'amore bellissima tra Jude, appunto, che è il protagonista, per questo motivo noi altri smettiamo su Kiss Talk, che è Jim Sturgis, e la parte della famiglia è Eva Rachel Wood, e anche da parte cantata, cioè che rende Kiss anche dopo, è Dana Fuchs, che qualche tempo fa è stata qua in Friuli a suonare. Le biondone che imite Janis Joplin. Beh, sì, che però è una voce veramente importante. Sì. Un film musicale che ha avuto un grandissimo successo, da cui è stato tratto un disc doppio ai Teams che ha avuto un gran successo. Il film è del 2007. Leance Bono, che è il cante I'm the Warless, che Pullman, che è Magic Bass. Sembra che lo chiamava una volta Fabian Ritz mi visi il Magic Bass, lui aveva queste voci, no, di Magic Bass. Comunque in questo film è buono, è anche bravo e mi piace più di sempre e niente.
c'è l'altro che il film lo c'è sicuramente di qualche banda. Fabian Rizzi intanto Magic Califone perché una volta dopo avuto le zinzen artista ma questo regista chi ha fatto come questo film di successo fondamentalmente. No, prima Titus è stato un film difficile, ha tanta mada critiche con Anthony Hopkins che fa la parte appunto di Titus, lei è un film recitato, lei è un film teatrale, un evore teatrale, un indifferente è stato Frida che è un film biografico differente, nel senso che c'è cara di Frida Kahlo e da sua storia, da sua vita, però è un regista interessante perché è un regista bravo, cioè fa robe bene, infatti Across the Universe è proprio un bel film, un film dice assolutamente, oltre che una grandissima colonne sonore anche una grandissima regia. Tra l'altro questa non è la prima volta che c'è creato di Jim Sturgis in questa trasmissione, perché lui era il protagonista di un film che vi metto la colonna sonora che era One Day, è uno dei primi puntati del Teatro Invisibile di Max Deliso e è quindi una roba che parte bene. Gistruggi Sator anche in questo caso versatile, Zovin che avrà un grandissimo avvenire, anche mo non è esploduta al massimo, è un belloccio. Allora Max, a proposito di cine, qual è il film di cui ho fevelin queste settimane? C'è Cararin che volte di due film, di un film in realtà, di una serie tv bellissime da seconda parte. Allora parti sì, la Uli anticipata perché mi piaciuta veramente tanti, dice la verità, probabilmente una delle più belle serie televisive che si è mai stati fatti, si chiama Afterlife dal comic inglese Ricky Gervais che le regista e anche l'interprete, è una storia di una dolcezza e black comedy, sembra che non si vedeva di tanti anni, no? E quindi proprio di puro stampo inglese, veramente figo, mi è piaciuto veramente tanto. E dove si è spuntati di Vince Vogminus, questo vuol dire che tu puoi dire tanti volte si sarà una bella storia e anche in teams relativamente corsi. E questo è veramente importante. Ma il film di che chi si cararin dopo, il film di questa settimana è Boy Rise, di Vite Cancellate, che è un film di Joel Edgerton, è una storia che fa vedere di omosessualità, diciamo che americani, questi inglesi anche a tratti in questo, che non è un problema, il fatto da omosessualità, quindi questo collegio di questi scuole di rieducazione, la che si rindicia la persona che le parlò un pecciador e quindi di partarlo sulle strade dritte. Pecciador o un malato? No, per loro è un pecciador o un malato, però no, ma loro pensano appunto che le una persona che può essere recuperate, ma non è così. È una storia vera, tra l'altro. I due interpreti principali sono Russell Crowe e Nicole Kidman, veramente in splendide forme tutti e due. Da sé che Russell Crowe mi piace proprietà per pesare 150 kg e mi sembra fisicamente, e questo vuol dire che io sono un influencer, e questo è importante, questo bulbo terrificante, va bene così comunque. E sente il cardinale australiano Pell, che era stato tesorir dalle banche vaticane, che si è beccato sì science di galera, è un pecciatore o un malato? Lei è voi vestiti di robi brutti, no? Che uno gli dice, come Duce che fa in che robe lì? Io sai che fa più scarpol quando lo fa un predi, anzi pensa che un predi ha più responsabilità, no? Ti viene in chase come uomo di Dio, quindi come portatore di paz, di serenità, e invece si approfitta dei frutti più. La stessa roba è stata succeduta con Michael Jackson per via di questo documentario che ne fu recentemente, e là che sono questi testimoni che dicono che in realtà Neverland non era un paradiso. Lui si approfittava dei frutti su e queste robe pare insomma che vi disegnate anche Sofia, come che dici, ma al di là di questo fa veramente scalpore anche una roba del genere sul set. Certo, anche un non di Dio che si definisce un di Dio ha veramente poco, quando si comporta in questa maniera fa schist. Tra l'altro il scandalo più grande è che è arrivata più alti livelli del Vaticano, si cerca dal numero 3. Sì. La città del Vaticano. E qualche anno fa il gran filosofo sloveno Slavoj Zizek ha scritto un libro su queste robe, dicendo che hai una robe connaturate tale forme te gerarchie d'eglise per come che è fatte alle normale che si è saltato fuori questo problema, perché non mi vedi bene il discorso ma qualche un alle intacche strutture lì alle portate verso questi abusi viene denanti. Spesso smettono altri che si investono fondamentalmente che si animali e vi stimoli animali che non altri nascono per riprodursi, cioè questa è la nostra
connotazioni naturali in teoria. Quindi qualsiasi tipo di violenza, quindi Cristo è un essere istinto che viene comunque di riproduzione o comunque viasse l'aspetto sessuale della nostra vita che è naturale, che hanno 12 animali, anche di planti. Sentivi che altre di che famosi botaniche diceva che anche le piante fanno l'amore, no? Una robe bellissime, romanticissime, veramente belle. E questo gli arbui anche, no? Quindi questo è il mondo del nostro universo, reprimi una roba del genere, chiaramente non può portare di buon, che hanno fatto ogni tipo di repressione. Torniamo a Boy Erased o in davanti? Boy Erased, vorrei appunto finire appunto il discorso, perché in questo caso è il figlio, infatti, è il figlio di un pastore da inglesi, cristiani, protestanti, in America, che però alla fine, è una storia vera, appunto, questo pastore alla fine fa un passo in da ora. Di fronte alla ribellione del figlio, che è una ribellione non violenta, una ribellione bene là che lui dice: questa è la mia natura, io sono fatto così, e quindi non tu puoi dirmi che sono un malato. E questo ovviamente al parte anche al suicidio di uno dei protagonisti, perché questo è il problema. Quando dopo state fuori un morto, scommesso a venire fuori i casini, prima non si cercare mai, queste persone in realtà reagiscono e il pare finalmente non di iglesia, non di Dio, probabilmente veramente a recepis questo, al capis questo, e alla fine preferisce scegliere il figlio. Scelse il figlio di fronte a tutti i malilenghi, tutti i monadis, insomma, lui al dice, no, io scelgo te. E questo è importante, va quintri se stesso per si di capire il figlio, per avere un rapporto con il figlio normale. Questo è importante. Quindi è un film che ha anche una morale potente alla fine. Sì, è un film un in lento, però è una buona regia, non è entusiasmante, però una buona interpretazione di tutti gli attori. La storia al titocce è una storia dura, perché per esempio, un po' di lui che sfrutta è omosessuale, però lui viene violentato la prima volta è stato violentato di un suo compagno di università. Lui anche disegna stava aveva un'emorose, lui l'ha lasciata perché evidentemente aveva capito che aveva la sua attrazione era riferita ad altre persone, sono altri tipo a uomini, si presenta in uomini, e lui però non capiva, non sapeva se fare, era un po' sperduto. E lui viene violentato perché non è che perfetto, allora come ho scommesso nelle vite. Lui ovviamente vorrebbe una storia d'amore, vorrebbe vivere una storia d'amore che lui c'ha dopo, però all'inizio è traumatico per lui. Bene, torniamo alle colonne sonore di queste puntate, che è di Across the Universe, un altro classico ovviamente, questa è Blackbird. Una delle mie canzoni preferite, anzi probabilmente la mia canzone preferita dei Beatles di Zing. Questa è una realizzazione, tu senti la scumo, veramente bene con queste fisarmoniche, una versione lenta, un degli album più bei dei Beatles secondo me, che dopo White Album, e niente, Blackbird. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. E torniamo in studi, dal studi dal Teatro Invisibile di Max Deliso, Paoli e Max denante dai microfoni, come in questi spazi a chi offre di televisione, di serie televisive. Allora, sta continuando alla band questo telefilm per Rai 1 che è Il nome della rosa, prodotto di John Turturro, di una rivelazione veramente bielcolos, biele regie, e qualche critica è stata avanzata per di dal doppiaggio che non è granché, in effetti non è granché, ma dove per vostri che riguarda John Turturro tanti volte lei
no, la voce di come anche Rocky, anche Sylvester Stallone ha cambiato doppiatore, è stato un po' un problema per noi altri. Bevi amendola, come le panno fino. Sai tu che come lei si interessa anche alla vita dei doppiatori, che sono persone che si leggono alla vita degli altri. Certamente, grandissimo film anche che. Comunque, televisione quindi che sta l'ant veramente bene. Sta veramente bene anche Piero Angela, tanto per dire tutte, era un bellissimo programma, nella sua trasmissione, come al Zire per Italia, l'estate Ravenne, che si mi ha avvisato la me gite di terze medie, bellissime. In Sardegna, prima o dopo, pensi che prima o poi venirà anche in Friuli, comunque le sue trasmissioni arrivano sempre a catturare, sono fatti veramente bene. Ultime robe, Netflix è il primo, perché non l'hai specificato, ma comunque se volete potete venire sul mio blog che è www.maxdeliso.com o it, non mi visi più com, ma vabbè, o it. Vabbè. Mi visino anch'io. Ma mettete Max Deliso, il teatro invisibile di Max Deliso, Sven Fur su Google. Chi doi programmi veramente belli, chi due serie veramente belli. Uno è Afterlife, Sacaravi prima, di Rick Gervais, e la storia di un uomo che al Pier de Femmine resta di Bessol e Urco Passi. Ma lei è il direttore lei è un giornalista di un giornale, è una storia crodemit veramente bella, intelligente, divertente, però io alla fine mi sono tutta vai sì no veramente, ma fate bene, mi ha lasciato, e come che ti lascia al Drenti, sono sta sposa che mi ha lasciato al Drenti, a dire la verità, però questa veramente sì. E un'altra che può dire che sia un pubblico un po' più giovane, che non è male, lei serie su Netflix, si chiama The Order. Volevi farti una domanda? Tutto sveduto è il film Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud. Facendo un confronto con le serie televisive. Ma credo che sia disirato al stesso monastero. Ah sì? Mi pare di sì. È differente, Il nome della rosa, perché lei è stato un capolavoro da cinematografia, no? Tra l'altro un grandissimo regista, come Jean-Jacques Annaud è tornato in auge come su Sky e non vedo l'ora di lui, anche per sé che al fevele di un libro veramente bello, che Zuckerberg si chiama, in realtà il titolo completo non è così, ma a lei la storia tratta di un libro che è stato un bestseller l'anno passato. Il caso Enrique Ber si chiama, ecco, lui lo avevi letto, però non mi avessi mai titolo bon. E il regista di queste serie sarà proprio Jean-Jacques Annaud, e si dice che si può vedere si sa a grandissimi livelli. Jean-Jacques Annaud, grandissimo regista, il nome della rosa è stato un gran film, perché ha avuto anche un gran cast con Sean Connery, tra l'altro sono molte interpretazioni, però siccome che non è mai facile dopo fa una rielaborazione, io dico che queste volte sono arrivate a mi un po' di diains proprio perché secondo me, perché nessuno aveva di misurarsi con un capolavoro del genere, ma lo hanno fatto e l'importante, il film della serie non è per noi mai, l'eta salale, se ne va sulla terza puntata, sono 8 puntate, sarai uno ogni lunis. Sì, si può inviare anche su Rai Play, che è vecchi. Sì, esattamente. A proposito di Rai Play, sulla anch'io 4 sere, perché mi hanno consigliato, e dunque consiglio a me volte, di vedere le prime puntate di Sapiens, sì. Le trasmissioni dal geologo Mario Tozzi, sì. che alle ha dedicato al Tiliment, sì. Dipende, si può dire in tanti manieri, è spettacolare. No, ma spettacolare, lei sorredotto il Tiliment, sono da ripresi sui droni che a me veramente un paradis caraibico magnifico, è una grande valorizzazione insomma di un puesto veramente unico che ho vinto qui in Friuli. Pensi che io che sono Furlan, io ho veduto la tabina in tabine a Ruvigne, la prima volta a mia vita l'hanno passato. Mal? Ma per dirti che tanti volte altri non sapendo. Ma tu ti hai fatto anche un bagno stagli udri? Io sì, noi poi sta al Creton e agli Isolettis. Al Creton era un po' più complicato. Sono stato andati svevi anche il Marlì, ma perché una volta mi furono servizi recentemente, anche lì, gli udri, anzi, è stato Hans Kitzmüller che ha fatto questo gruppo, no? Là che lui aveva spiega al partito secondo la storia degli udri. Hans Kitzmüller è stato un docente universitario di tedesco all'Università di Udine, in pari di Tommy Kitzmüller, che è stato cantautore tra l'altro. Lei, ma comunque come si è sposato non l'ha più fatto, ma a suo pari spiega gli udri, racconta gli udri. Lui è stato anche scrittore e editore. È interessantissimo, una volta siamo proprio era un'espiaggiute, la veniva con l'ombrellone, era un'espiaggiute, ma sembrava di essere al mare, era la spiaggia Paipua, sarà perché il cammino mi piace più e il flume a parte, ecco il Tiliment è veramente, è un flume grande, è biel, è particolare. Torniamo alle musiche, questa è Helter Skelter, un talk dai Beatles violentissimo che ha anticipato sostanzialmente tutto il filone hard rock e heavy metal, e anche questo al vin dal mythic doppio disco blanco. Sì, The Beatles. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, where I stop and I turn and I go for a ride till I get to the bottom and
E dopo queste sglavinate musicali di Helter Skelter dai Beatles, che fra l'altro erano le frasi che Charlie Manson aveva lasciato scritte sul muro de chiese di Roman Polanski e Sharon Tate, quando le là con le sue bande e andavano fatte un massalizzi, per cui venga a volte sgriso a pensare a quell'episodio, ma sempre favelà di personaggi dal cinema in fondo. Sì, ma però... in queste ultime parti no altri si investito quindi dai consigli per le visioni. Ma brevemente di una visione, perché come domani fu un film che è stato già considerato un piccolo capolavoro. Io sono veramente curioso di darvi di lui a voi a Martignac, perché siete fiera che non so ospite di per le prime visioni, che ringrazio tra l'altro. E lei è Il professore e il pazzo con Mel Gibson e Sean Penn. Attenzione, non è un film di pistolettadis, non è un film, è una storia vera, veramente affascinante, la che contiene la storia su cui sta creato il vocabolario. E se tu sei molto che hanno fatto questi film, sì. Con Mel Gibson e Sean Penn. Il secondo professore me, e il pazzo. Un fuori scena ha fatto una risa e si sono dati. Il regista è Farhad Safin. Io lo consiglio domani, ho avuto esperienza tanto turlon dopo di mesi, non avrai la seconda spettacolo di solito va solo tanto spettacolo. Comunque questo è un film che consiglio, planca plan, si sta avvicinando a Infinity War The Endgame, che è cinefilos, una tappa importantissima, a venire a fuori da aprile. È una roba di cui Ciaccararina a vonde più in davanti. E dopo però vorrei dire che Onde Furlane, vorrei già di Cumò, sarà presente al Paris Film Festival, che ormai non è più tan lontano, perché tacchi immediatamente dopo il 25 di aprile e finisce dopo il 1 di maio, quindi tacca alla fine di aprile e finisce il 1 di maio, che sta un'edizione importantissima. Onde Furlane sarà presente, io sarai lì e quindi sconterai il festival con i nostri clamati mattutini e dopo speri di farci qualche diretta o con i fratelli Lugosi o anche con il Teatro Invisibile di Max De Liso, fare qualche speciale, certamente. Bene, grazie a Max De Liso, si sentin le prossime settimane e un mandi anche a tutti gli ascoltatori. Mandi. Il Teatro Invisibile di Max De Liso. Rubriche di Cine e Televisione.